Si è svolta a Raffadali la 20ª edizione del Premio Alesso Di Giovanni 2023 presso la sala del Consiglio Comunale, alla presenza delle massime autorità e del sindaco Silvio Cuffaro, coordinato dal regista Enzo Alessi. Diverse le sezioni in cui si è articolato quello dedicato alle poesie in lingua siciliana, il concorso di poesie in lingua italiana, la sezione dedicata ai racconti in lingua italiana e quelli in lingua siciliana. Quindi la seconda parte ai premi speciali legalità assegnati a Luisa Impastato, Gaetano Aronica per lo spettacolo Ombre, Domenica Brancato, direttrice del Museo Mudia. Quindi i premi speciali culturali e di impegno sociale, per concludere le pergamene speciali assegnate alle scuole della provincia di Agrigento. Alessio Di Giovanni in fondo era questo, un amante della propria terra e valorizzava anche il linguaggio, i costumi, tutto quello che riguardava la Val Platani, quindi anche questa zona. Ebbene, noi da 26 anni portiamo avanti questa iniziativa e siamo felici quest'anno di averla riportata qui a Raffadali, perché in fondo Raffadali qui venne inventato questo premio e qui noi vogliamo che la gente prenda coscienza del valore di questo riconoscimento. I premi vengono dati in base a delle giurie selezionate e qualificate che nell'arco dell'anno scelgono e propongono i nominativi. Esatto, precisamente è così. Giurie che si riuniscono più di una volta e alla fine, sia per i concorsi sia anche per i premi speciali, propongono loro. Siamo arrivati alla 26ª edizione grazie alla caparbietà, all'impegno costante e continuo del Presidente della Biblioteca di Raffadali, Enzo Alessi, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo nella mia comunità. Oggi siamo già arrivati alla 20ª edizione e non conosco i premiati, però c'è stata una commissione molto severa nel giudizio e penso che avranno sicuramente scelto il meglio che c'era tra coloro che hanno partecipato a questo premio. Sono molti i premiati, come si sa l'Accademia Teatrale Nazionale ha fatto questo premio nazionale che coinvolge molte, ci sono premi speciali, il premio che riguarda la poesia e che riguarda il dialetto. È inutile ricordare chi era Alessio Di Giovanni, è uno dei poeti secondo me dello scorso secolo che ha caratterizzato maggiormente il territorio regionale. Noi abbiamo portato avanti per tanti anni il nome di questo grandissimo scrittore e siamo oggi felici di poterlo non solo con il suo nome premiare ma nello stesso tempo ricordarlo. Premio speciale per la sua attività, anche per quello che lei ha subito durante uno spettacolo a Palermo ricordando Don Pino Puglisi? Allora, i pupi antimafia, quelli che facciamo noi, nascono nelle scuole, ma vogliono essere anche uno strumento per poter parlare con tutti. Purtroppo ancora oggi c'è qualcuno che ritiene che la mafia sia ancora una cosa buona, ma questo è quello a cui noi ci opporremo sempre e comunque. Diceva Pino Puglisi, o si è cristiano o si è mafioso. Sì, questa è la cosa che io dico sempre, o sei cristiano o sei mafioso, non puoi essere tutte e due cose assieme. Cosa rappresenta questo premio, anche per quello che lei fa per il suo impegno sociale? Ma devo dire che è un incoraggiamento, perché Enzo Alessi mi ha subito chiamato e dato tanto coraggio e quindi questo è veramente un grande incoraggiamento per continuare. È un onore che voglio condividere però con chi insieme a me porta avanti questo percorso di memoria e che ho voluto dedicare a mia nonna, perché è stata lei che ha iniziato a difendere, a diffondere la memoria di Peppino, permettendo a questa storia oggi di diventare una storia collettiva che continua ad essere un esempio per tante persone, soprattutto per i giovani. Il messaggio di Peppino ancora legge e viene costantemente ricordato. Quanto è importante anche il ricordo di del sacrificio che ha fatto Peppino?
È incredibile, dicevo, come siano soprattutto i ragazzi che oggi sentono vicino Peppino. Credo che questo sia dovuto al fatto che Peppino era un ragazzo e soprattutto che i suoi temi, le sue istanze, le sue lotte sono ancora le nostre lotte, sono ancora tremendamente attuali. Peppino, credo che il messaggio più importante che ci abbia lasciato sia il coraggio di scegliere. Non dimenticare, ovviamente. Per non dimenticare, per ricordarci sempre da che parte stiamo. Tra l'altro oggi è una giornata importante perché ricorre purtroppo l'anniversario 40 anni del magistrato Chinnici e della sua scorta. Rocco Chinnici, tra l'altro, è stato anche per la nostra storia molto importante perché è stata la persona che ha creduto alla tesi dell'attentato mafioso e che ha inaugurato poi quel processo giudiziario che ha portato 24 anni dopo alla condanna dei mandanti dell'omicidio di Peppino. Sei stato premiato anche per, oltre al tuo impegno civile, chiaramente anche per la manifestazione teatrale che porti avanti, che è Ombre, una commedia molto importante. È forse la cosa più bella, prendere un premio per questi ragazzi, per questa compagnia che mi porto dietro da 5 anni, costruendo cultura. Io l'ho detto in questi giorni, la cultura, parlando anche di cose diverse come il mandorlo in fiore o San Calogero, la cultura non si improvvisa, la cultura si costruisce mattone per mattone, per cui io sono felice di aver preso questo premio per Ombre, più che per me, per i miei ragazzi. Ricordiamo una data che tu hai voluto anticipare, il 6 agosto a Comiso. Sì, il 6 agosto sarò proprio al Donna Fugata Film Festival a presentare il nuovo docufilm per Rai Cinema, dove interpreterò il ruolo del grande scrittore siciliano Gesualdo Bufalino. Per me è un motivo di grande onore, sono sempre vicino alla cultura e alla letteratura, Sciascia in particolare, ma anche Bufalino. Voglio dire, andiamo nella Sicilia dell'Est a scoprire qualcosa di bello. Ricordiamo un appuntamento di Ombre prossimamente qui alla Scala dei Turchi a Realmonte. Alla Villa Romana, a gentile richiesta, il Parco ha voluto questo spettacolo per 2 date esclusive che sono l'8 di agosto alla Villa Romana, ingresso gratuito, libero, sin esaurimento posti, davanti al mare sotto la Scala dei Turchi, e il 21 a Sambuca a Palazzo Panettieri, 2 repliche straordinarie per uno spettacolo che credo sia un fiore all'occhiello, insomma, per tutti noi, è bellissimo. Riconoscimento importante per l'attività del Fazzello, ma quanto prima la vedremo ad Agrigento alla guida dell'Istituto Enogastronomico Gallo. Sono onorata di concludere la mia attività lavorativa al Fazzello ricevendo un premio all'impegno e all'attenzione che ho avuto per l'attività educativa alla mia scuola, ma nello stesso tempo sono ben felice di ritornare nella mia Agrigento per dirigere il Niccolò Gallo e per lavorare per la mia città. Questo è un motivo di orgoglio e un grande entusiasmo. Sì, questo è per il 5º anno siamo premiati a testimonianza del grande lavoro che facciamo annualmente e per la grande offerta formativa che noi diamo ai nostri alunni. Abbiamo avuto in cantiere diversi progetti sulla legalità e per l'accoglienza, abbiamo fatto anche una mostra alla Colimpetra, quindi devo dire che sono felice e orgoglioso del lavoro che fanno i miei docenti e tutto l'istituto che mi onoro di dirigere. Anche per il nostro istituto questo prestigioso riconoscimento che è legato al nostro impegno nel promuovere fra le giovani generazioni, sin dalla scuola dell'infanzia, l'amore per la lettura, il piacere dei libri. E in questa società altamente tecnologica c'è tanto bisogno della bellezza dei libri. Il premio che ci hanno dato era stato inaspettato e ringrazio tutta l'organizzazione, tutto coloro che ci hanno invitati, e per noi è un premio molto speciale perché diffondere la cultura del surf ad Agrigento è un po' impegnativo, però ci stiamo riuscendo piano piano, grazie alla collaborazione della mia ragazza che mi sostiene tanto.
ringraziamo tutti i nostri allievi e questo premio lo devono sentire pure loro, quindi ringrazio anche il Comune Raffadali. È un bellissimo riconoscimento, sono contenta e soprattutto condivido questo riconoscimento con i miei collaboratori, con l'Ufficio Beni Culturali che quotidianamente porta avanti con me questo progetto di valorizzazione culturale del territorio, e i ragazzi che quotidianamente mantengono vivo l'itinerario Arte e Fede che portiamo avanti. Che dire, porto avanti un percorso incentrato sulla bellezza, ma è un lavoro di squadra e quindi grazie per il riconoscimento. Ecco, il MUDIA svolge un ruolo importante, diciamo, nel tessuto sociale ma anche a livello turistico, no? Sì, il MUDIA oltre a valorizzare il patrimonio locale crea flusso e quindi crea turismo e questo crea anche una risorsa economica per il territorio. Sono tante piccole attività che messe insieme, insomma, porteranno sviluppo ad Agrigento. Noi proviamo attraverso attività, attraverso mostre, attraverso diverse iniziative culturali a far crescere questa realtà che serve appunto per creare flusso e creare economia. È un riconoscimento che viene assegnato a me in quanto sono presidente di questo biennio, ma solo per questo, perché comunque va condiviso con tutte le amiche del club che in questi 2 anni mi hanno sostenuta in un processo di comunicazione e innovazione di quello che è stato il club. Diciamo che abbiamo imparato un po' a dialogare in maniera diversa, adeguandoci ai tempi, e abbiamo avuto un bellissimo riscontro attraverso questo premio, ma anche a livello del nostro riconoscimento nazionale. Un riconoscimento importante anche per la sua carriera. Ringrazio gli organizzatori, il professor Enzo Alessi, direttore artistico di questo premio. Per me è un riconoscimento all'impegno culturale nell'ambito giornalistico. Sono veramente molto contenta per questo riconoscimento di oggi. Lei rappresenta una giuria del premio, una valutazione, diciamo, difficile che viene fatta ogni anno, ma all'infuori di questo un premio importante per i riconoscimenti che dà a chi lavora tutto l'anno per la cultura, la tradizione e i riconoscimenti nel mondo letterario. Il premio è un piacere ma anche un atto d'obbligo nei confronti di chi veramente si spende quotidianamente per diciamo, la diffusione della cultura, della legalità, della trasparenza e quindi di tutto ciò che ruota attorno alla vita umana però diciamo, considerata nel massimo della sua accezione, e cioè quindi come diciamo, partecipazione attiva alla vita sociale. Quindi il premio speciale, dicevo, è un riconoscimento, speriamo e crediamo giusto, quindi nei confronti di chi ha dato il massimo per questi fini.